una vittoria plebiscitaria da parte di Zaia, anche molto più ha preso voti, una percentuale molto più alta della Lega. Come si legge questo risultato? Si legge che la figura del Presidente ha schiacciato tutti, ha schiacciato tutte le coalizioni, tutti i partiti, la sua figura è stata preminente e ha chiaramente sconvolto tutto quello che erano anche i sondaggi e anche le previsioni. È un onore e merito a un gran lavoro e quindi una soddisfazione maggiore. È comunque sempre Zaia e Lega, è un binomio che non si è mai rotto, non si è mai, anzi è costruito insieme, e grazie a lui, grazie alla Lega, in tutti questi anni siamo riusciti a conquistare non solo la regione ma tante amministrazioni comunali che ci hanno permesso di governare questo Veneto. In provincia di Treviso, con queste percentuali, che seggi vi aspettate? Con queste percentuali credo che la lista Zaia ne faccia 5, noi siamo in difficoltà, noi nel senso la lista politica è in difficoltà nel farne 2, speriamo di farne 2. Ha qualche news sulle preferenze dai seggi? No. Su chi sta andando forte? No, è difficilissimo, anche perché è in continua evoluzione, lo si saprà verso mezzanotte.